Figure del grido è la mostra che inaugura oggi alla Casa di Rigoletto, una mostra di Viviana Nicodemo, che durerà dal 20 di questo mese fino all'11 di giugno. Si tratta di una serie di immagini estremamente drammatiche dove si legge il silenzio, la solitudine, l'isolamento di alcune persone che prorompono quindi in un grido reale o un grido immaginario, un grido che implode, un grido che viene deglutito o un grido semplicemente che riusciamo ad immaginare dall'espressione di questi volti. È una mostra estremamente intensa, estremamente importante, che si lega decisamente al Festival della Poesia, anche proprio per i contenuti poetici che rappresenta. È una mostra che Viviana Nicodemo ha creato sfruttando quella che è la sua consuetudine col teatro e quindi agendo come un regista raffinatissimo su queste persone delle quali ha drammatizzato il dramma interiore, ottenendo quindi una specie di metadramma che ha messo in scena in queste fotografie straordinarie. È una mostra decisamente interessante, decisamente pregnante e molto intensa da guardare, riguardare e considerare con attenzione.